robusto, durevole, assolutamente sostenibile, quello che permette agli uomini di ricavare un reddito da territori difficili ed aridi. E qui, nel cuore della Sardegna, c'è la più grande foresta di querce da sughero d'Italia. Bisogna ripassare un po' di geografia, perché quella catena montana chiara è la catena del Monte Albo, bianco, che separa le baronie, dall'altra parte, dalla Barbagia, cuore della provincia di Nuoro. E qui c'è il parco di Tepilora, nei comuni di Bitti, Torpè, Lodè e Posada. Detto bene? È una riserva dell'uomo e della biosfera dell'UNESCO, che è una delle 20 riserve italiane, 140.000 ettari. E il parco, in fondo, è un nucleo di questa grande area protetta. È un luogo che vale la pena di visitare in ogni stagione, pensando di fare lunghe camminate in mezzo a questi boschi di quercia da sughero, di andare sotto la dorsale del Monte Albo e soprattutto di apprezzare questo grande respiro della terra che qui si conserva inalterato da secoli. Perché qui gli uomini vivono in armonia con la natura. Ci sono le attività di pascolo, di coltivazione, l'utilizzazione del sughero e anche il turismo lento, sostenibile. Tutto fa sì che qui la terra respiri insieme agli uomini, luogo da visitare in ogni stagione dell'anno. Quando si dice paesaggio modellato dall'uomo, si intende proprio questo. Il pascolo del bestiame è uno degli elementi che fanno della Sardegna un'isola con grandi distese aperte, con boschi ariosi, il bestiame va a pascolare sotto le piante, e con una fauna che in qualche modo si è modellata per questa situazione. I grandi rapaci, come gli avvoltoi, le aquile, vivono in Sardegna grazie anche alla presenza dell'uomo che ha trasformato buona parte degli ecosistemi, conservandone alcuni, creandone degli altri, e oggi questo equilibrio è al centro di un intero paesaggio, che è il paesaggio della Sardegna interna. È del colore delle lenticchie d'acqua, è una piccola rana verde, perfettamente